Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Lite per strada fra undicenni finisce a coltellate a Portopalo. La vittima colpita ripetutamente con un coltellino ha una prognosi di 30 giorni. Ad Augusto un uomo in fin di vita dopo essere stato aggredito in casa per un debito di pochi euro. Voleva far passare la processione sotto casa del boss nonostante il divieto del questore di Palermo. Indagato per concussione e abuso d'ufficio il sindaco di Cerda, componente della commissione antimafia. Non furono rapporti consensuali. La 19enne di Palermo, vittima del branco, conferma il racconto della sera del 7 luglio scorso. Ieri l'incidente probatorio al Tribunale di Palermo in una stanza separata dagli indagati. Chi faceva il cameriere e chi andava a incontri galanti. Emergono le motivazioni più varie sulle assenze dei 101 netturbini della RAP che si facevano timbrare il cartellino dai colleghi. Svolta nella raccolta dei rifiuti al centro di Catania, saranno intensificati i servizi di lavaggio e spazzamento e installati 1.500 nuovi cestini e a Catania 21 famiglie avranno una nuova casa, un alloggio popolare moderno e con spazi socio-educativi. Stasera il derby fra Catania e Messina che si affrontano al Massimino, trasferta vietata ai tifosi messinesi, sia Tabbiani che Modica faranno turnover. Dunque in apertura andiamo a Portopalo dove ieri un dodicenne ha aggredito un coetaneo, un ragazzino di 11 anni con quasi 30 coltellate. Erano circa le 19 quando due tiristi hanno lanciato l'allarme. Il paese naturalmente è sconvolto. Francesco Aloi. I fazzoletti sono ancora pieni di sangue, i segni dell'aggressione sono evidenti. Tutto è accaduto qui, nell'area archeologica di Portopalo di Capopassero. Quasi 30 le coltellate che un dodicenne ha scagliato contro un suo coetaneo di 11 anni. Un'aggressione gratuita che ha sconvolto il piccolo centro del siracusano. Ci possiamo solo amareggiare nel vedere queste cose, anzi nel sentire. Purtroppo 2 giovani coinvolti. 2 ragazzini, no giovani, 2 ragazzini erano. E sono cose che non si fanno. Sono stati 2 turisti toscani a fermare l'aggressore. Le urla hanno attirato la loro attenzione. Così il dodicenne è fuggito raccontando un'altra versione. Degli adulti ci stavano colpendo, avrebbe detto. Tra i primi ad arrivare sul posto il sindaco. È un paese scosso da quanto accaduto, è un atto che non era mai successo, ecco, e quindi non si tratta di alcuna rissa, alcuna piazza di spaccio, nulla di quello a cui qualcuno vuole alludere. È stato solo un'aggressione di un ragazzino ad un coetaneo in un'area praticamente adiacente alla piazza centrale. I 2 frequentavano la stessa scuola, l'unica del comune, figli di 2 famiglie che in paese definiscono per bene. Solidarietà nei confronti di chi ovviamente è stato colpito, nei confronti della famiglia, rammarico, tristezza, perché penso che ci porti questo a riflettere un po' tutti noi genitori, potrebbe essere, sarebbe potuto essere nostro figlio. Adesso la vittima si trova nell'ospedale di Avola, ma non è in gravi condizioni. I carabinieri indagano per scoprire il movente. Nel frattempo, qui sono tutti sconvolti. Accoltellato per un debito di poche decine di euro, un uomo di 34 anni ad Augusta in gravi condizioni dopo essere stato aggredito nel complesso delle case popolari di Contrada Scardina da un uomo che prima l'ha spintonato, poi l'ha colpito al volto con calci e pugni, una volta a terra è infierito con diverse coltellate alla schiena. L'aggressore è stato fermato e adesso dovrà rispondere di tentativo di omicidio. Consegnavano allo spacciatore parte della droga sequestrata falsificando i verbali per documentare che era stata distrutta. 2 poliziotti in servizio alla squadra mobile di Palermo sono stati arrestati. Nel corso delle indagini è emerso che un sovrintendente capo avrebbe ricevuto denaro da uno spacciatore in cambio di informazioni e in 2 casi avrebbero fatto avere al pusher parte della droga sequestrata. Anche lo spacciatore è finito in carcere.
Dall'itinerario della processione del Venerdì Santo che doveva passare da casa del boss ai tributi evasi dagli ambulanti con il consenso del sindaco. Avviso di conclusione delle indagini per il sindaco di Cerda nel Palermitano accusato di abuso d'ufficio e concussione. L'inchino del santo alla casa del boss durante la processione doveva essere addirittura autorizzato, parola del sindaco. Il primo cittadino avrebbe addirittura tentato di costringere il comandante della polizia municipale a scrivere al questore per ottenere che la processione passasse sotto casa del mafioso del paese. È una delle accuse rivolte a Salvatore Geraci, sindaco di Cerda nel Palermitano e deputato regionale da poco passato alla Lega. Il primo cittadino ha ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini con l'accusa di concussione da parte della Procura di Termini Imerese. Non c'è traccia però di accuse di mafia. Abusando dei suoi poteri, secondo il pubblico ministero, il 14 febbraio del 2022, in occasione della processione del Venerdì Santo, che prevedeva un itinerario differente rispetto a quello tradizionale proprio per evitare di passare dalla casa del boss, avrebbe fatto pressioni per ottenere la deviazione del corteo. Secondo l'accusa, ciò al fine di ottenere consenso elettorale da parte della comunità e il favore del comitato della Madonna Addolorata di Cerda. Geraci avrebbe minacciato il capo dei vigili, Giuseppe Biondolillo: prendi carta e penna e scrivi al questore, guai a te se stasera per la processione fai una cosa diversa, gli avrebbe detto. Il sindaco è anche accusato di varie ipotesi di abuso d'ufficio perché secondo la procura, tra l'altro, il primo cittadino durante la sagra del carciofo non avrebbe fatto pagare i tributi ai commercianti che avevano allestito gli stand in violazione del regolamento comunale, sopperendo in questo modo alla mancanza di fondi per i contributi ottenuti per la manifestazione e così facendo perdere soldi all'erario comunale. Si dice tranquillo il primo cittadino, che parla di un tentativo di mascariamento da parte di chi lo ha denunciato. Sereni anche gli avvocati difensori. Di mafia qui non c'è nulla e manco c'è la concussione. È una vicenda surreale, una bolla di sapone e come tale evaporerà in fretta, dice l'avvocato Vincenzo Larrè che difende il sindaco. La 19enne vittima di uno stupro di gruppo a Palermo ieri è stata sentita dai magistrati nell'ambito dell'incidente probatorio. Nessun rapporto consensuale, ha ribadito, sono stata violentata. Si sono rincontrati, anche se in stanze diverse, al Tribunale di Palermo dopo lo stupro di gruppo del 7 luglio scorso in un cantiere abbandonato del Foro Italico. La 19enne palermitana, violentata dal branco, ha ribadito tutte le accuse in corte d'assise per l'incidente probatorio. Durante la sua deposizione non poteva vedere gli indagati tutti in carcere, ma convocati anche loro al Palazzo di Giustizia. La giovane ha ribadito di essere caduta più volte durante la violenza, di aver gridato basta, ma loro continuavano. Il giudice ha respinto molte delle domande che gli avvocati degli indagati avrebbero voluto fare alla ragazza, quasi tutte relative al suo passato e anche a esperienze che lei stessa ha raccontato pubblicamente, sempre attraverso i social. Ad accompagnarla c'era il fidanzato, accanto a lei per tutta la durata della testimonianza anche una psicologa. Tra 40 giorni sarà depositata la trascrizione integrale dell'incidente probatorio e poi il sostituto procuratore potrebbe chiedere anche il giudizio immediato per gli indagati. Il governo si appresta ad impugnare la sentenza del giudice di Catania che ha sconfessato il decreto Cutro sul trattenimento dei migranti. Duro il commento del sindacato dei magistrati, si spacca il CSM. Luca Ciliberti. Il governo mette in discussione l'indipendenza dei magistrati nonostante Giorgia Meloni assicuri che non c'è nessuno scontro con la magistratura. Il clima sulla giustizia non accenna a placarsi con le toghe che lanciano una pesante accusa all'esecutivo. Motivo: le esternazioni sul caso della giudice di Catania Yolanda Apostolico che non ha convalidato il trattenimento di 3 migranti nel centro di permanenza per il rimpatrio di Pozzallo e che per questo è finita nella bufera. Provvedimento che il governo si appresta a impugnare. Per il ministro della giustizia Carlo Nordio ci sono infatti fondate ragioni per fare ricorso in Cassazione, d'intesa con il Viminale, stesso concetto ribadito appunto dal ministro Piantedosi, che parla di sentenza profondamente sbagliata. Non fa sconti all'esecutivo l'Associazione Nazionale Magistrati. In un documento di sostegno alla collega di Catania richiama i principi basiliari in ogni democrazia liberale, a partire proprio dal controllo giurisdizionale sui provvedimenti che limitano la libertà personale, che costituisce patrimonio irrinunciabile di uno Stato di diritto. L'accusa che muove l'ANM è sostanzialmente la stessa contenuta nella richiesta di apertura di una pratica a tutela di Apostolico, formalizzata al comitato di presidenza del CSM, un'iniziativa che spacca i togati, visto che non è stata sottoscritta da 7 consiglieri su 13, all'appello mancano proprio il gruppo dei conservatori.
Parallelamente alla polemica poi c'è la realtà. A Lampedusa sono sbarcati nelle ultime ore 254 migranti a bordo di 3 barchini, mentre i carabinieri hanno rintracciato a Kalamaluk 98 egiziani, marocchini, siriani e sudanesi che hanno riferito di essere salpati da Zvara in Libia. I 4 gruppi di migranti sono stati portati all'hotspot di Contrada in Briacola. Altri 282 migranti sono arrivati a Pantelleria, in 29 invece sono sbarcati a Marettimo. Un cittadino egiziano di 59 anni è stato fermato dalla polizia a Siracusa perché è ritenuto lo scafista di un gruppo di 37 migranti sbarcati poco prima nel porto di Portopalo di Capopassero. C'è chi faceva il cameriere e chi invece andava ad un incontro galante. Sono solo alcuni dei motivi per cui gli operai della RAP, finiti nell'inchiesta sui furbetti del cartellino, si assentavano dal lavoro. C'era anche chi dava una mano al fratello in trattoria e apparecchiava i tavoli, anziché lavorare per l'azienda che lo stava pagando. Emergono nuovi retroscena sui cosiddetti furbetti del cartellino alla RAP, l'azienda che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti a Palermo. Risultavano tutti in servizio, eppure i carabinieri li hanno intercettati mentre sarebbero andati al supermercato, a fare la spesa, al bar, a lavare la loro macchina al centro scommesse, oppure semplicemente sarebbero tornati a casa o sarebbero rimasti a riposarsi anche per 3 ore davanti al deposito di via Ingham. Tra i furbetti del cartellino c'è persino chi è stato ripreso durante un appuntamento galante o mentre, al posto di lavorare, avrebbe rovistato nei cassonetti pieni di rifiuti per recuperare qualcosa di utile e di commestibile. Uno spaccato grigio, perché se Palermo trabocca tra rifiuti e sporcizia, ovviamente la colpa è anche dei 101 indagati che anziché lavorare facevano ben altro. C'è chi è mancato complessivamente per quasi 225 ore, volendo quantificare il danno provocato sia all'ex municipalizzata che ai contribuenti. È come se fossero state rubate 350 giornate lavorative di 8 ore, quasi un anno. Tra coloro che sarebbero mancati per più tempo, tra 73 e 136 ore, ci sono anche 8 addetti alla pulizia notturna dei mercati storici. Molti dipendenti si sarebbero scambiati di beige oppure avrebbero riportato manualmente presenze fasulle. Nessuno, anche in relazione a lavoratori impiegati negli uffici dell'ex municipalizzata, si sarebbe accorto delle continue assenze o dei magheggi con le timbrature. A Catania invece potremmo essere alla vigilia di una vera svolta nella raccolta dei rifiuti, con più operatori e più spazzamento, in particolare nell'800. Il Comune di Catania infatti cambia passo e adotta una variante alla gara d'appalto con un potenziamento dei servizi e l'inserimento di 110 lavoratori. Tonino De Mano. Variante al capitolato d'appalto nell'800 di Catania, gestito dal Consorzio Gema, con l'assunzione di oltre 100 precari ed una raccolta dei rifiuti che finalmente cambierà passo. Più operatori, più spazzamento e più decoro. Così l'amministrazione Trantino dà il via ad una manovra per cercare di fare uscire la città dall'emergenza spazzatura. Una svolta radicale e per certi versi epocale, con un servizio ad hoc per la raccolta differenziata nei mercati storici e rionali, ma anche un potenziamento dello spazzamento manuale e meccanizzato, con sistematico lavaggio delle strade e scerbamento che avverrà in via continuativa nel corso delle settimane nel centro storico ed almeno ogni 4 mesi nel resto della città. Novità anche per il decoro del Castello Orsino, con il fossato che verrà pulito giornalmente, mentre sui marciapiedi verranno installati 1500 cestini per carta e deiezioni canine. La rivoluzione è servita, ma libererà la città dalla morsa dei rifiuti? Abbiamo apportato una serie di modifiche senza aumentare, lo sottolineiamo, di €1 la tassa sui rifiuti, ma recuperando queste risorse all'interno di una rivisitazione del progetto. Abbiamo stilato una serie di servizi e crediamo che con il controllo di questo appalto adesso si possa davvero vedere la nostra azione in città. Stiamo incontrando i commercianti a 2 a 2, a 3 a 3, fino a ieri sera abbiamo fatto riunioni in loco, soprattutto nei locali della Movida, ma non solo, stiamo intervenendo anche sui mercati rionali. E anche i mercati rionali sono frequentati da migliaia di cittadini e ad oggi non sono regolamentati, quindi pretendiamo lì più decoro, più pulizia, ma in un clima sempre che è stato quello del primo giorno di dialogo e di costruzione insieme di questo percorso. La seconda buona notizia, legata alla variante al capitolato d'appalto, riguarda 110 lavoratori del bacino prefettizio che saranno inseriti nei servizi di spazzamento e di prossimità. Plaude l'iniziativa il Sifus, che però... La vertenza per noi non si chiude qui, perché attendiamo che questi lavoratori vengano trasformati tutti full time e tutti con il livello a loro spettante. La grana dei rifiuti potrebbe riservare nuove sorprese e nuovi scenari.
E a Belpasso, nel Catanese, il sindaco dà la caccia e stana alcuni degli incivili che scaricano alimentando le discariche abusive. Luca Ciliberti. Tolleranza zero, filmare e condividere i video degli incivili mentre buttano indisturbati la loro spazzatura, riducendo strade, piazze e aree comuni a delle vere e proprie discariche abusive, in barba alla legge e al buonsenso. A Belpasso il sindaco Carlo Caputo ha diffuso le immagini di un uomo impegnato a scaricare spazzatura in una discarica della zona industriale, beccato da una telecamera con funzione di fototrappola. Lì c'era appunto una discarica a cielo aperto. Spesso utilizziamo queste micro discariche proprio come delle vere e proprie esche, nel senso che mettiamo la telecamera lì, la lasciamo alimentare la microdiscarica per qualche settimana, poi togliamo la telecamera, togliamo anche i rifiuti e facciamo i verbali. Caputo non è nuovo a queste iniziative. Nei 5 anni della sua precedente amministrazione conclusa nel 2018, il sindaco era riuscito a stanare quasi 500 zozzoni, che tradotto vuol dire più di 500 verbali con multe tra 60 e 1500 euro in base alla gravità dell'accaduto. Caputo, tornato sindaco alle ultime amministrative, ha ripreso la lotta agli incivili e i risultati cominciano ad arrivare, come dimostrano appunto queste immagini. Ovviamente in un territorio come quello di Belpasso è complicato, abbiamo solo 8 vigili urbani, quindi si capisce la difficoltà, anche perché non stiamo controllando degli spazi chiusi, ma un ambiente aperto molto vasto, e quindi non è facile per niente. Una proposta che farò, di cui parlerò nei prossimi giorni con degli amici parlamentari, è quella di ampliare l'ambito oggettivo e soggettivo della DASPO e quindi dare la possibilità ai sindaci di intervenire con la DASPO anche in questi casi in cui vengono gettati rifiuti in ogni dove. Nelle scorse settimane l'amministrazione ha anche piazzato fototrappole itineranti in molti punti deboli del territorio, nei quali gli incivili amano scaricare impunemente rifiuti di ogni genere. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Ed eccoci di nuovo in studio. Una coppia di coniugi palermitani ha avuto la sfortuna di ricevere 2 volte nello stesso giorno la visita dei ladri in casa. Marito e moglie hanno trovato una prima volta l'appartamento a soqquadro, da cui erano stati portati via soldi, oggetti in oro e anche un computer. A poche ore di distanza si sono trovati di nuovo i malviventi nella loro abitazione. Questa volta però i carabinieri, subito allertati, hanno arrestato i 2 rapinatori. 21 famiglie di Catania hanno una nuova casa, è un alloggio popolare moderno con spazi socio-educativi, è un sogno che si realizza per tanti. Sentiamo Eva Spampinato. Una decina d'anni avevo fatto già la domandina al comune, ma è stato sempre gli ultimi posti. Quest'anno invece è stato l'anno buono, sia per me che per i miei figli. È un colpo di fortuna e chiunque pensa non toccherà a me. Quello che in altre città verrebbe visto come un servizio sociale di una efficiente amministrazione, a Catania viene visto come un colpo di fortuna. L'assegnazione in tempi brevissimi di un alloggio popolare nuovo, ristrutturato con canoni moderni e con spazi verdi dedicati ai bambini, oggi cambia la vita a 21 famiglie. Significa tanto, soprattutto che sono case fatte nuove, che non sono piene di umidità, perché oggi tutte le case hanno umidità, niente, io vivo in un ambiente dove c'è umidità. Dove abitiamo ora c'è un canone proprio alle stelle, quindi si arriva ad un po' di serenità familiare con queste case. 600 euro di affitto e non si può arrivare più. Quindi questo cosa significa per lei? Economicamente stare bene e fare stare bene anche i miei figli. Il bando dell'IACP è stato pubblicato appena un anno fa. 100 famiglie hanno fatto richiesta, 21 sono state selezionate. Per la prima volta il progetto si rivolge a categorie specifiche: famiglie giovani, anziani e donne che hanno subito violenza. Se mi consente, è anche emozionante avere ricevuto oggi il ringraziamento di giovani donne con le lacrime agli occhi. Nelle nuove case di Corso Indipendenza andranno a convivere anche degli anziani rimasti soli. Saranno in 3 e divideranno un appartamento. Lei ha le lacrime agli occhi? Sì, perché non me l'aspettavo. Okay. Tra 2 settimane la consegna delle chiavi. Gli inquilini pagheranno tra i 120 e i 190 euro al mese.
Anche dalla Sicilia si avanzano proposte per l'abolizione del numero chiuso in medicina dopo l'approvazione di ieri in commissione all'Arse del disegno di legge voto che dovrà passare all'esame dell'Aula. Il tutto mentre bufera per le modalità dei test di accesso. Si parlerà di questo e Sicilia 24 Focus oggi dopo il TG. Ospiti di Roberta Lunghi, Pino Liberti, vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Catania, Calogero Leanza, deputato regionale, e Daniela Puzzo, presidente del corso di laurea a medicina all'Università di Catania. Ci fermiamo ancora e poi torniamo con la pagina sportiva. Ed eccoci allo sport, stasera il derby Catania-Messina che si affrontano al Massimino, trasferta vietata per i tifosi messinesi. Francesco Triolo. Altro che distrazione, altro che intralcio, un derby, seppur di coppa è sempre un derby e Catania-Messina di questa sera non fa eccezione, anzi al Massimino si affronteranno due squadre in piena forma, reduci da vittorie rigeneranti domenica scorsa e che vogliono dare linfa all'entusiasmo, alimentando anche quella fiducia da consumare poi in campionato. Partita da seconde linee ma mica tanto, Tabiani farà turnover, annunciato, ma con alcuni punti fermi. Intanto Lorenzini dovrebbe fare il suo esordio stagionale al centro della difesa rossa-azzurra, mentre in mezzo toccherebbe a Ladinetti con Dele e Zammarini. In attacco Di Carmine dovrebbe partire dalla panchina, sarà o titolare, con Chirico e Bocic squalificato per il campionato. Anche il Messina arriverà al Massimino con un'ampia rotazione, a cominciare dai pali dove dovrebbe giocare il secondo De Matteis, in difesa Spazio Polito, squalificato per la trasferta di domenica contro il Sorrento. Al centro ci saranno Darini e Pacciardi insieme al catanese Tropea, per lui una serata di emozioni, comunque vada. In mezzo esordio per Franco, mai visto sinora per via della squalifica di 4 turni che si portava dietro dallo scorso campionato. In attacco invece il maltese Zammit dovrebbe agire dietro Luciani e Ragusa che ha bisogno di mettere minuti nelle gambe. Giallorossi senza tifosi al seguito per via della decisione dell'osservatorio di chiudere il settore ospiti, ma la cornice di pubblico dovrebbe essere comunque buona, già venduti circa 6.000 biglietti, calcio d'inizio alle 20:45. Per questa edizione, grazie per averci seguito. Tra poco vi lascio al nostro spazio di approfondimento dedicato al numero chiuso in medicina. A tutti un buon pomeriggio.